Buonasera, benvenute, direi benvenute perché forse 2 o 3 maschi in sala. Benvenute e benvenuti a questo appuntamento di Entula, l'appuntamento annuale con la novità letteraria di Cristina Cavoni. Grazie Cristina per concederci sempre l'anteprima del tuo romanzo. Ormai possiamo anche dire che ti portiamo fortuna, credo, no? Quindi aicidottus, come si dice in campiano. Il Festival Entula è organizzato dall'Associazione Liberos, è finanziato dall'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, dalla Fondazione Sardegna e dai comuni che partecipano, che sono tanti, tra i quali chiaramente il comune di Cagliari. Ringrazio anche la libreria Miele Amaro che ha i libri di Cristina e ricordami che era il Centro Studi Danza Arte, di cui Michela Mua è una rappresentante, e poi capirete perché l'abbiamo coinvolta. Ringrazio Paolo Lugi, che anche lui come portafortuna di Cristina dialogherà con lei anche per questo romanzo, La lotta delle stelle, e lascio la parola prima di iniziare a Margherita Pani per una lettura. Grazie. Buonasera. Quando aveva paura, Marigold Riccardi contava i battiti del cuore, i respiri, il tempo della musica. Tutto attorno a lei mutava e si riduceva. Il mondo allora entrava nella sua mano. Poteva stringerla o distenderla, fletterla o abbandonarla lungo il fianco, se lo desiderava. In quel momento, circondata dal gelo di Milano, sul tetto del Teatro della Scala, la teneva sollevata, impegnata in un'arabesque. 5, 6, 7, 8 e di nuovo da capo. Forza, puoi farcela. Una folata di vento la investì e lei ruotò il busto cercando di recuperare l'equilibrio. Il dolore la colse di sorpresa, irradiandosi lungo la colonna vertebrale. Marigold affondò i denti nel labbro mentre gli occhi si riempivano di lacrime, eppure continuò a danzare. Il mento sollevato, l'espressione fiera. Respira, adagio, si disse. Adesso passa, lo ripeté, finché le sembrò di stare meglio. Continuò l'esecuzione, dominando i movimenti. La lacrima che si era fatta largo tra le ciglia le colò lungo il mento. Lo vedi Orione lassù? Veglia su di te, su tutti coloro che hanno fede, Marigold. La voce di sua madre era calore e affetto. Era l'eco di un tempo finito troppo presto. Marigold la colse in un istante e poi la lasciò andare. Non poteva fare altrimenti perché dall'autocontrollo dipendeva ogni cosa, il successo, il futuro. Era stato suo padre a insegnarglielo, come ridurre lo spazio, puntare alla meta, perseguire gli obiettivi, l'importanza del sacrificio. Sollevò la testa verso il cacciatore del cielo e per un istante, un breve e unico istante, si abbandonò ai ricordi e sorrise. Buonasera a tutti, grazie a Margherita per averci introdotto nel clima letterario del nuovo libro di Cristina, grazie a Francesca, grazie a voi per essere qui stasera. Per me è il 12° anno, credo, quindi ormai sono diventato un amuleto. Questa è un'occasione con grande piacere, infatti ringrazio Cristina per la fiducia e l'amicizia. Poi ormai è rimasta, perché lei gioca in un campionato diverso, quindi è l'unico giorno dell'anno in cui posso incontrarla e scambiare 4 chiacchiere con Cristina, e anche per Cagliari è la stessa cosa, perché poi lei parte per i suoi tour e non la rivedremo l'anno prossimo ad ottobre, sempre qui a Cagliari col prossimo libro. Per cui anche l'occasione per fare un po' il punto, per sentire come è stato quest'anno e per cominciare ad avvicinarci a quella che è l'ultima fatica. Con noi stasera, la ringrazio per la disponibilità, Michela Mua del Centro Studi Danza, che è un insegnante di danza classica. Io pensavo che era qui per farmi ballare, ma lo spazio c'è, ma è meglio di no.
E essendo io ormai di antica esperienza, io direi se siete d'accordo, perché la danza ha a che fare con la storia che ci racconta Cristina, è uno dei tanti temi che danno vita a un racconto straordinario, che poi, almeno questa è la mia esperienza del lettore, leggerete tutto d'un fiato, perché non ci si può fermare, bisogna andare avanti e arrivare sino alla fine. E dicevo, Michela, quindi io, se vuoi introdurre tu e dare poi, così vediamo e cominciamo a entrare anche nel mondo della danza, in questo mondo anche molto complicato, molto competitivo, di cui sappiamo poco, a parte Roberto Bolle, le cose che vediamo in TV. Buonasera a tutti. Io sono stata chiamata in causa per presenziare oggi. Mi hanno chiesto, visto che tu ti occupi di danza classica, ti farebbe piacere venire alla presentazione della nuova opera di Cristina Cavoni. Ed è stato sicuramente un onore, anche perché c'è un pregresso. In realtà l'anno scorso a UTA lei ha presentato La ragazza senza radici, e da quel libro in realtà mi immaginavo quasi una coreografia, infatti gliel'avevo anche detto a UTA. I suoi personaggi hanno un bagaglio proprio umano e interiore che stimola molto la creatività anche di altre forme d'arte. E la mia è la danza, e mi immaginavo già, mentre raccontavano le protagoniste soprattutto, mi immaginavo già sotto forma di danza quanto avrebbe avuto potenza. Quindi quando mi hanno detto che il libro, il nuovo romanzo, parlava di danza classica, per me è stato come avere la conferma che probabilmente questa sensibilità comune ce l'avevamo. La cosa molto interessante del libro di Cristina, io mi sono chiesta, infatti poi l'ho chiamato e ho detto, perché una scrittrice che non ha quel pregresso, quindi una che non ha vissuto di danza, come mai ha deciso di inoltrarsi nella carriera di una ballerina classica, che è una carriera molto complessa. Ora, io insegno in una scuola che non forma professionisti, ma ovviamente ho a che fare e ho visto in prima persona cosa si vive invece quando si deve diventare professionisti. Noi vediamo la bellezza della danza classica, vediamo proprio l'eleganza, ma molto spesso non si vede cosa c'è dietro, l'enorme sacrificio. Quindi ho pensato ai bambini della Scala di Milano che a 11 anni la mattina sono molti che non hanno i genitori che vivono con loro, vivono in un convitto, vengono accompagnati dai loro responsabili a scuola, frequentano le scuole medie, subito dopo pranzano alla scuola del teatro alla Scala, poi hanno tutta la serata di lezioni, devono studiare e le giornate sono così. E vengono trattati da professionisti a 11 anni, cioè a lezione loro hanno l'attitudine da adulto, cioè lavorano sodo, sudano, vengono corretti e ripresi in continuazione e a testa bassa lavorano per ottenere quell'obiettivo. Sono bambini determinati, perché a quell'età per fare una scelta del genere un po' di inconsapevolezza c'è, ma c'è anche dietro una scelta comunque importante. Man mano che crescono diventa sempre più duro questo mondo. Quindi la protagonista quindi di questo libro in realtà ha tutto questo, però si è creata quasi questa gabbia, no? Questa gabbia dorata. La danza classica è un ottimo rifugio. Se tu vuoi un mondo di regole che ti protegga, che scelgono per te, il mondo poi che ti circonda, non sono amicizie scelte nella vita, ma sono amicizie imposte perché stai 24 ore su 24 in quell'ambiente. Quando diventi professionista è la stessa cosa, perché passi dalla scuola a 18 anni, ti diplomi, entri in una compagnia se ti va bene e da lì diventa una famiglia imposta. Cioè tu vivi con queste persone giorno e notte e anche la preparazione degli spettacoli ti prendono emotivamente tantissimo. E quindi questo sicuramente il pretesto della danza classica, perché non è un romanzo che vuole parlare di danza classica, ma sicuramente questa scelta della danza classica io l'ho trovata azzeccatissima per tanti motivi, perché poi ha uno sviluppo veramente molto molto interessante e questo sicuramente è una forza di questo romanzo.
perché anche io l'ho letto tutto d'un fiato, perché non ti veniva voglia di mollare questa protagonista, questa ragazza giovane, e avevi voglia di sapere cosa avrebbe affrontato, che poi nella danza non può succedere a tutti nella vita, di arrivare a un momento dove tutte le energie che tu hai speso per qualcosa, poi improvvisamente non puoi più continuare su quella strada e ti senti perso. Sentiamo l'opinione di Cristina. Allora, sono felicissima di essere qui con voi, buonasera a tutti, questa è la mia prima, dunque sono estremamente emozionata perché uno dice vabbè l'hai fatto tante volte, no, non è esattamente così, io vivo questo momento sempre con grande emozione, è il momento proprio nel quale io vi consegno quello che è stato il mio tormento, le mie notti insonni, tutte le aspirazioni, tutto quello che io comunque ho fatto in un anno circa della mia vita. Perciò è molto, questo passaggio è sempre fondamentale. Dunque io ho Paolo, ho Entula e ho tutta questa, come dire, questa sorta di nido, di situazione che mi accompagna in questo passaggio fondamentale per me. E ho anche il mio libraio di fiducia che ha sempre non solo lui, Niccolò, ma anche suo padre, che è stato alla mia prima presentazione, quando il Sentiero dei Profumi non era nemmeno ancora stato pubblicato. Perciò ho un grande affetto per loro. Prima Michela vi stava un po' raccontando cosa c'è all'interno di un sistema come quello della danza. Io invece vi voglio raccontare perché ho scelto questo. Capita molto spesso di sentire persone che ti raccontano che la loro vita è finita e tu dici ma perché penseranno una cosa del genere? La risposta è che la vita è finita perché quello nel quale loro eccellevano non lo possono più fare, per un motivo o per l'altro. Una ballerina che non può più ballare, una ballerina che ha fatto tanto, che ha organizzato tutta la sua esistenza. Noi parliamo di una ragazza giovane, ma voi pensate, avete sentito 11 anni si è già professionisti e poi ad un certo punto nel giro di un istante è tutto finito. Ma io questo non lo potevo sopportare, non era così, non potevo accettarlo. Perciò questo libro vi racconta la storia di una ragazza che ha creduto che la sua vita fosse finita e invece era appena cominciata. Tutto qui. E mica vi potevo raccontare tutto, adesso sta lui. Dalla semplificata, comunque il punto di partenza è quello, ma noi che viviamo a San Sperato, perché Cristina non vive più a San Sperato, però conosce. Non me lo Abbiamo un perdonerà amico- mai, non me lo perdonerà mai. Abbiamo un amico che fa il ristoratore, il figlio venne scelto e portato alla Scala di... Questa ragazzina ha fatto una vita pur piacendogli la danza, ma... E si chiama Cavoni, anche lui. Sì, non siete parenti. Familismo amoroso. Dicevo che è strano che lei abbia liquidato la cosa così velocemente, perché questa donna, mentre noi venivamo a piedi, perché non c'era parcheggio, quindi abbiamo fatto una passeggiata, è un concentrato di scrittura. Io gli ho dato un colpetto, è venuto fuori il prossimo libro. ce l'ha già pronto, quindi se ne diamo un altro, qualche raccontino lo mette a disposizione. E poi è un libro che effettivamente racconta anche il nome affettuoso con cui viene chiamata in famiglia, Calendula, dalla mamma, perché
Marigold non è una marca di guanti, ma è il nome inglese della calendula, che è un fiore che è legato nella tradizione, nella mitologia, se non ricordo male, correggimi Francesca, ma credo che nasca dalle lacrime di Afrodite per Adone che finisce all'inferno, quindi è nella simbologia un simbolo di dolore e di sofferenza, perché questa ragazza, prima di soffrire mentre fa danza, ha già sofferto in precedenza per un altro fatto che non possiamo raccontare. Possiamo anticipare, non essendo un giallo, non essendoci assassini, che lei riprenderà a ballare alla grande, quindi tornerà alla Scala, alla fine del libro avrà un sacco di non dovevo dirlo. Non credo che Il piacere della lettura, il piacere della lettura dove lo lasciamo. Vedrete come le sorprese che troverete. Poi dicevo, non basta soltanto una insegnante di danza, ci vuole anche un biologo marino, un astrologo per dare un po' di connotazioni, diciamo così, concrete a quella che è una storia veramente, veramente incredibile. È stata brava. L'unica cosa che ci ha risparmiato a noi lettori questa volta è stata così la complicazione temporale, per cui oltre ad un cenno di fatti storici che sono venuti alla fine della seconda guerra mondiale, non abbiamo vite che si intersecano su piani temporali differenti, però il resto veramente è un romanzo corale. Per cui, tornando adesso al discorso del dolore e della sofferenza, per cui uno è costretto a ripensare a se stesso e a darsi delle ragioni per continuare a vivere, però c'è anche il tema, ecco, tu sei a decimo, della partenza. I tuoi personaggi devono per forza partire, infatti poi credo che c'è anche una citazione di Jodorowsky alla fine dell'epilogo che rimanda a un altro tipo di letteratura e ad altre sensazioni. Ma il distacco che anche tu hai vissuto, il distacco dalle origini, Marigold che è cresciuta a Londra e poi però va in collegio alla Scala e poi ritorna alla terra d'origine dei genitori, della famiglia. Quindi c'è questo aspetto di nomadismo che è funzionale anche quello per ridefinire un'identità, per ridarsi un'identità nuova. Il viaggio c'è sempre stato in tutti i miei romanzi. Se voi ricordate, Elena lasciò Firenze, arrivò a Parigi, Angelica tornò in Sardegna dopo un tanto vagare, poi insomma anche gli altri sono romanzi nei quali il viaggio è importante, ma il viaggio è anche una metafora di quello che accade all'interno di noi, quando noi compiamo quell'arco di vita che da un punto poi ci porta ad un altro, che in genere nei miei romanzi è anche sempre molto felice, nel senso che porta alla risoluzione o al ritrovamento non tanto di quello che si pensava all'inizio, ma più di quello che si aveva bisogno, che non sempre è la stessa cosa. Ecco, dunque in questo romanzo noi abbiamo la nostra Marigold che vi stavo raccontando prima, ad un certo punto pensa che la sua vita sia terminata, perché lei deve iniziare a guardarsi intorno, deve fare anche i conti con se stessa, cioè lei che aveva deciso di fare una cosa, questa cosa non la può più fare, ma lei si interroga, ma io cosa so fare? Io non so fare altro, cioè io non ho altre capacità, ma vi rendete conto di quanto questo sia sbagliato? Vi voglio raccontare perché io ho fatto questo tipo di scelta. Dopo il Covid, moltissime mie lettrici mi scrivevano struggenti lettere dove mi dicevano: la mia vita è finita,
mi sono stata licenziata, non posso più fare quello che ho fatto per tanti anni, io non so fare altro. Erano delle cose che erano così anche in qualche maniera ingiuste, ecco, ingiuste, io le trovavo estremamente ingiuste, perché ritenevo che darsi questi limiti è un errore. Questa dunque è stata l'idea di partenza. E poi io, che avevo lasciato il mio paesello per andare in un altro paesello, perché comunque da Sosperati a Decimo, a parte la distanza estremamente ridotta, comunque non stiamo parlando, vabbè, quello è vero, non stiamo parlando di metropoli. Ma cosa è successo? Io comunque ho sempre fatto una vita piuttosto ritirata, a parte questi momenti in cui io vado a presentare i libri, la mia vita è una vita piuttosto ritirata. Ma un gruppo di donne mi hanno invitato a camminare e questa cosa vi posso assicurare che mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato il modo di vedere la vita, perché camminare in compagnia o da soli è un atto di meditazione dinamica, che ti mette anche in contatto con altre realtà, che erano quelle appunto delle donne che mi hanno accolto, di come c'è stato l'affetto, gli abbracci. E immaginate una ragazza che non può camminare perché è ferma, perché è bloccata nel suo percorso e nel suo viaggio, viene invitata a camminare. Ecco, già vi ho raccontato due cose fondamentali di questo romanzo e di questo viaggio. E tra l'altro ha ancora cose quando inizia le camminate, ma questa cosa biografica, poi c'è anche un'altra cosa biografica, però gliela chiedo dopo. Diventa veramente materiale narrativo, perché all'interno del libro noi abbiamo proprio, come si può dire, una sorellanza, nel vero senso della parola, cioè una dimensione comunitaria di donne che risponde a tutta una serie di questioni e che poi determineranno anche parte di quel cambiamento. Addirittura anche la ziodda del paese ha una funzione poi storica importante, perché è custode della memoria e restituisce risposte che sono sospese, anzi che non ci sono sino a quel momento. Esatto. E un'altra cosa che questo romanzo ha è la funzionalità, perché avendo tante stratificazioni, prima ve lo stava dicendo Paolo, ve lo stava raccontando, partiamo con la danza e arriviamo poi alla camminata, poi siamo davanti a dei misteri storici, perché sì, nonostante non ci sia una linea temporale diversa, comunque voi che mi conoscete, mi seguite, sapete che comunque io amo tanto la storia. Amo una storia che sia anche capace di metterci anche in guardia su quelle che sono le difficoltà, su quelle che sono le cose che possono capitarci. E a quel punto c'è stata questa... Com'è che sei finita in Sicilia? Sei finita in Sicilia per il fatto storico o il fatto storico è la conseguenza del perché sei finita in Sicilia? Prima di rispondervi chiederei a Margherita se può leggere quel pezzo e poi dopo ve lo racconto. Ho sentito una campana oggi. Il ricordo era emerso all'improvviso. Non aveva idea del perché le fosse tornato in testa proprio in quel momento, né per quale motivo invece di stare zitta avesse deciso di intervenire. Forse perché in fondo era l'unica cosa davvero degna di nota che le fosse accaduta quel giorno, di sicuro quella più curiosa. Sollevò la testa, l'espressione incerta. Perché la stavano fissando in quella maniera? Cosa aveva detto di male? Suonava a festa, precisò, cercando di spiegarsi, ma non proveniva dalla chiesa. Silenzio. Lo zio era pallido, le sembrò che faticasse a respirare. Marigold, nervosa, appallottolò il tovagliolo, finché Carmela glielo prese lisciandolo tra le mani.
Veniva dal mare, aggiunse, un po' a disagio. Dal mare? Sì, come una di quelle cose che succede quando arriva qualcuno da festeggiare. Sai, quel genere di benvenuto. Nuovamente silenzio, nuovamente sguardi che si cercavano e sfuggivano. C'è qualche festa in programma? No, non c'è nessuna festa e sono sicuro che ti sei sbagliata. Sono stanco, domani sarà una giornata importante. Buonanotte. La sedia raschiò il pavimento producendo un suono terribile. Marigold trasalì, guardò Domenico che si allontanava quasi volesse fuggire e poi riportò l'attenzione su Carmela che aveva iniziato a sparecchiare nonostante il cibo ancora nei piatti. Ho detto qualcosa di male? Chiese con un fil di voce. Carmela si strinse nelle spalle. Non è colpa tua, anima mia, non prendetela. Dunque, una campana, che cosa può esserci di così importante dietro una campana? Nel 1942 un editto di Mussolini confiscava le campane alle chiese perché dovevano essere portate in fonderia. Dunque il simbolo della pace diventavano proiettili. In Sicilia questo è accaduto in diversi luoghi, ma non in Sardegna. E questa è la risposta. Adesso che parlo della Sicilia e delle campane, ma non c'è solo le campane, c'è anche un'altra cosa che anche nella storia sono pagine di storia che vengono diciamo lasciate un po' di lato, un po' come quello che racconta la Ciociara, che sicuramente ma ci furono fatti anche di diciamo caduti e morti per fuoco amico, sia da una parte che dall'altra, e qui si fa un accenno anche a questo, che è un elemento dell'inquadramento storico che serve a capire perché in quel paese si è creata una certa atmosfera nei confronti della famiglia di Marigold. Però lei è andata a recuperare questo fatto e non è una cosa casuale, è importante che l'abbia recuperato e gli abbia dato spazio all'interno del racconto. Dunque noi abbiamo la nostra Marigold che pensa di non poter più danzare e abbiamo uno zio siciliano, anzi esattamente lo zio di suo padre, dunque un uomo molto anziano, che dice: no, tu hai una famiglia, anche se tu qui non ci venivi mai, noi qui ci siamo stati, qui ci sono le tue radici, qui c'è la tua casa. E Marigold a quel punto accetta, perché è ferita, perché è rotta, perché nonostante tutti quelli che erano i suoi sogni non può più realizzare i suoi progetti e dunque va in Sicilia. Questa Sicilia è molto particolare. È molto particolare perché a un certo punto la sua vita cambia completamente, assume un nuovo significato. È come se a un certo punto tutto quello che era la premessa di questo romanzo si perda, no? Dici, ma questa dove vuole andare a parare? Cosa sta raccontando? E invece questo fatto mi ha permesso proprio di raccontare, è un espediente narrativo che mi ha permesso di raccontare una storia, che è la storia di questa Sicilia che le campane le voleva proteggere, che non era d'accordo con Mussolini, che ha fatto tutto quello che era in suo potere per proteggere le campane e per sottrarle alla, come possiamo dire, alla follia di un uomo che non capiva, e se lo capiva non gli interessava, di distruggere i simboli identitari di un intero popolo. E naturalmente mitragliavano sui siciliani, gli italiani che mitragliavano sui siciliani, ma non solo, anche gli americani hanno mitragliato i siciliani. Sì, una serie esatto, insomma, quelle cose, delle danni collaterali come che è una cosa molto... Sì, abbiamo una piega della storia in Sicilia
nel 1943. Abbiamo eventi che non sono conosciuti, che sono arrivati alla conoscenza del pubblico e delle persone soltanto intorno agli anni 70. Anni 70-80, quando un professore che era di origini italo-americane decise di pubblicare gli studi e di dimostrare che la guerra è guerra, punto, che non ci sono i buoni e di certo ci sono tanti cattivi. E questo è un po' lo specchio dei tempi che stiamo vivendo. Anche se noi pensiamo che è facile dire ah no, ma quelli sono buoni, quelli sono cattivi, non è così semplice, ci sono tante sfumature di mezzo, tante storie, c'è tanta sofferenza e quando la sofferenza si stratifica da una parte e dall'altra accadono eventi che poi non possono più essere incasellati. In questo caso, in questo romanzo, si parla di una strage. E quindi lei in modo bravo non anticipiamo nulla, a parte quello che vi ho già detto prima. Mitragliavano tutti. C'è una parte importante del libro dove c'è proprio la descrizione psicologica di questa comunità che davanti a questi fatti che la storia ha registrato ha un atteggiamento che è controfattuale. Però la nostra eroina riesce, con l'aiuto della sorellanza, delle amiche di queste passeggiate, a trovare la chiave di volta. La chiave di volta è data anche da un altro elemento, però, e questa è un'altra cosa secondo me biografica di Cristina, che ha una grande passione, un grande amore per il mare. Io so che lei vorrebbe anche una casa al mare, vorrebbe abitare al mare, ma a un certo punto la svolta che diceva Cristina prima, che pronunciava prima, secondo me è rappresentata dall'ingresso in scena, come mai è avvenuto nei libri di Cristina, del mare e dei suoi abitanti, quelli più simpatici e anche quelli più affascinanti e misteriosi. Volevo scrivere da tanto tempo un libro che avesse una componente sul mare molto importante, perché ritengo che sia uno degli elementi fondamentali per me anche solo guardarlo, anche non sapete quello bellissimo a cui noi siamo abituati, ma anche l'altro, anche quello che un po' si vede nei porti, ecco. Io sto sempre bene quando guardo il mare, quando lo ascolto, quando sento il profumo. E questa cosa mi piaceva tanto. Dunque, in una situazione come questa, dove avevo tanto di me, come vi ho detto prima, la camminata, no? Questa cosa che mi ha così colpita, volevo raccontare anche come il mare è importante, ma non un mare semplicemente da osservare, ma un mare da vivere. Come si vive il mare? Si vive anche scoprendo quello che c'è dentro e anche vivendolo in modo proprio sinergico, in maniera totalizzante. Nel mare ci sono le balene e le balene cantano. E cosa cantano? Cantano, loro riescono a trasmettere quelli che sono i segnali importanti, quelli che sono i richiami anche familiari, e ogni balena ha un suo modo di esprimersi. Ci sono ad esempio i capodogli che emettono una sorta di quasi di tic-tac, qualcosa del genere, un suono molto particolare, e ogni balena ha la sua peculiarità. Ci sono i maschi, quelli che noi sentiamo, no? I canti delle balene che siamo abituati a sentire sono emessi dai maschi che stanno cercando le famiglie, che stanno cercando le femmine disponibili.
E poi ci sono invece altre balene che emettono suoni a frequenze che noi invece non possiamo ascoltare. In questa situazione io ho pensato a questo mare che era pieno di canti, di suoni, c'erano i delfini, c'erano i capodogli, c'erano le balene, c'erano tutti gli altri suoni antropici, cioè quelli che fa l'uomo, e poi c'erano i suoni misteriosi, perché noi che abbiamo un mare che è stato studiato e conosciuto per circa il 20%, non abbiamo idea di che cosa ci sia nel resto. Sì, poi si capisce anche la passione per il mare, perché la descrizione dell'immersione di Marigold la prima volta è straordinaria sul piano anche della scrittura delle esperienze. Infatti, tu hai mai fatto subacqueo, ti hai messo la multa e hai fatto mai. Quindi come hai fatto a descrivere una... Immagino. Allora, potremmo tornare per un attimo alla danza, perché c'è anche una pagina molto interessante che per me è consolatoria, perché anche io potrei iniziare le mie lezioni di danza, perché si inizia cercando farfalle. È come questo esercizio, potremmo farlo fare anche allora, quindi potremmo ballare tutti, iniziare a ballare alla scala. Francesca col tango, non so cosa cercate voi, però noi che facciamo danza classica cerchiamo farfalle. E qui però andiamo su un punto molto importante. La protagonista Marigold è una professionista e quando non può più danzare fa i conti con uno strumento, un linguaggio che non possiede più. Ma nella perdita del linguaggio lei ha perso anche i contenuti, si rende conto di non esistere al di là di quello strumento. E quando non hai qualcosa da dire, anche l'arte viene un po' meno. Quindi si chiede se tutta quella tecnica poi servisse a esprimere chi le aspettative degli altri. Quando invece la danza non è solo quella che si fa nelle accademie, la danza non è solo quella che si studia per diventare dei grandi professionisti, ma la danza è soprattutto il linguaggio dell'anima. Per quanto mi riguarda, il romanzo di Cristina ha una struttura meravigliosa, perché secondo me nella prima parte, primissima, dove lei danza ed è professionista, e arriva il momento di rottura, da lì parte la sua vera danza, che non è più nel palcoscenico, ma lì danza nella vita. E mi è sembrata molto bella la scelta di Giselle, perché già all'inizio non sto svelando niente, però Giselle è un balletto classico tra i più importanti, che ancora dal 1841 ci portiamo ancora oggi nei teatri. Parla di una donna tradita, parla di una donna sì tradita per amore, ma in realtà è la vita a tradirla qua. E quindi da Giselle è come se lei secondo atto lo vivesse nella propria vita, in una dimensione altra, perché l'atto che lei perde è l'atto bianco, quella del sogno, quella della non realtà. E lei vive in un mondo, in Sicilia, vive una realtà a cui non era abituata, quindi una comunità che crea amicizie, che da una camminata vengono fuori tante chiacchierate sincere, autentiche, anche dure a volte, no? Molto dure, molto dirette, e lei non era abituata. Quindi secondo me tutta la parte del romanzo dove c'è anche il mare, dove c'è la Sicilia, lei continua ad ascoltare suoni, musica, ascolta il vento, guarda le stelle. Cosa fa? Alimenta i sensi, alimenta la sua percezione e capisce chi è, e incomincia a capire davvero chi è. Quindi la sua danza in realtà non è più quella del teatro, ma diventa la danza della sua vita, del suo esprimersi. Quindi chiunque si può fare danza, chiunque facendo finta di acchiappare farfalle può immergersi in una dimensione che è assolutamente artistica, e ognuno di noi può svilupparla questa parte artistica, e a volte il professionista rischia di perderla perché sei concentrato nel fare. Molto spesso anche i ballerini professionisti non sempre danzano quello che gli piace. Magari c'è la ballerina che avrebbe voluto fare Giselle, invece è nel corpo di ballo in fondo, oppure un personaggio che non le piace. Non è una vita poi così sempre gratificante. Noi abbiamo in mente Bolle, abbiamo in mente le toile, le prime ballerine, ma
in realtà... spiritualmente mi sento bolle. Sì, esatto. Cioè, la mia danza Bolle dentro. Poi bolle dessi, tante Bolle. medicine, poi bolle, effervescenti, visto la insomma panchetta c'è. bolle in pentola. Però io insegno a persone che non hanno mai fatto danza ed è un percorso emotivo molto forte, per questo io ho amato molto il libro di Cristina, perché ci ho trovato proprio alla ricerca di questo aspetto qui, di tutta questa musica, perché poi Marigold con la musica ha a che fare anche il richiamo delle sirene, per lei è delle balene è quasi un richiamo delle sirene, è incantevole, quindi riappropriarsi dei propri sensi e percepirli senza sovrastrutture, senza senso del dovere, perché anche certe scelte noi le facciamo anche per senso del dovere, a volte ci perdiamo, ci diciamo perché lo sto facendo, è questo che voglio o è quello che gli altri si aspettano da me? Anche la danza che io amo tanto, ma a questi livelli la volevo fare davvero? Oppure avrei scelto un'altra strada? Quindi secondo me questo libro, proprio questo romanzo è danzato. Dicevo che c'è una parte. Cosa è l'unica soluzione? Cioè devi Allora, raccontare per intero. Allora chiamo nuovamente Margherita perché c'è un'altra piccola lettura che secondo me introduce poi questo aspetto. Davanti a loro la barca ondeggiava, le vele ammainate, le sartie tese, l'albero maestro che svetava verso l'alto, la mezzana vicino alla poppa. Il ponte era lucido di pioggia. Giona la lasciò in coperta, al riparo, si muoveva sicuro tra le apparecchiature. Quelle sono boe di monitoraggio. Quando mi ha sorpreso la tempesta stavo controllando un sensore perché sono i componenti più soggetti a usura. Da lì invece caliamo la sonda. Lei si concentrò sugli odori, sulle sensazioni che provava. In quell'ambiente tanto strano e diverso da tutto ciò che aveva visto prima. Marigold si sedette, attenta a non toccare nulla, le mani sui braccioli. Lui cliccò una serie di tasti. Teneva una cuffia premuta in un orecchio, ascoltava e poi procedeva. Continuò per qualche istante e annuì. Ecco, questa va bene. Le sorrise. Adesso chiudi gli occhi. Le sistemò le cuffie con delicatezza, attento ai capelli. Mentre Marigold si separava dal mondo, mentre si affidava a quello sconosciuto, sentì che intorno a lei i suoni sparivano. Non c'era più nulla, solo una lieve e piacevole pressione e un silenzio intenso, odore di mare, di salsedine e di tempesta. Il primo impulso la colse al centro del petto, una sorda vibrazione. In seguito raggiunse le orecchie e le si propagò dentro. Era un arco, un suono, una modulazione in coda e poi nuovamente da capo. Un istante e si unì una nuova voce. Una risposta a un richiamo, un'onda lunga, vellutata. Il suono l'avvolse, seducendola, scuotendola. Si suddivide, diffondendosi, trovando i luoghi della sua anima che aveva dimenticato. Non si accorse delle lacrime che gli scorrevano sul viso, né che Giona gli aveva posato sulle spalle un plaid e le si era seduto accanto, tenendole la mano. Non c'era più nulla capace di definirla, niente che la angustiasse. Fu come tornare bambina, come la prima volta che aveva visto le stelle, quando si era sentita parte dell'universo e la musica le si era rivelata. Qualcosa dentro di lei si dilatò e ritirò, espandendosi subito dopo, come un respiro, come il battito del cuore. Le parve di dissolversi, di ricomporsi lentamente. Era nell'acqua del mare, era nella pioggia, era in quell'antica melodia che riempiva ogni sua cellula. Marigold ascoltò il canto delle balene e qualcosa si risvegliò, affiorando al centro della sua anima. In questo momento Marigold scopre che c'era anche qualche cos'altro oltre la danza. Non vi dico altro. Non
dei talenti, delle capacità che hanno le persone. Una di queste è l'orecchio assoluto, ossia saper replicare i suoni con una capacità straordinaria, con una precisione straordinaria, senza conoscere la musica. E questo accade magari quando noi guardiamo un bambino di 1 anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, che vola sui tasti del pianoforte e pensiamo a chissà quale magia. In realtà è la loro capacità di replicare quei suoni. Poi ci sono delle situazioni ancora più strane e più affascinanti, e sono le occasioni sinestetiche, ossia quando questa musica non solo la si sente, ma la si vede. Insomma, in questo romanzo non mi sono limitata, ce n'è per tutti i gusti. Dalla regia ci dicono che dobbiamo essere Cristina ai lettori e alle lettrici per le cose, firmacopie, chiacchiere, domande, scambio di indirizzi, eccetera, eccetera, eccetera. Però, se voi seguite La rotta delle stelle, ci sarebbe da ragionare sul titolo, La prossima volta glielo chiediamo a Cristina, perché il titolo. Seguendo La rotta delle stelle ci accorgeremo e vi accorgerete che mancano ancora delle cose al completamento manca la parte relativa appunto alle stelle, all'universo e alla cintura di Orione, ad Alfa Draconia. Sì. Ma voi ricordatevi che c'è Marigold, che c'è Zio Domenico, che c'è Grazia, che c'è Jonathan, che c'è Carmela che cucina, e andrete incontro a un racconto straordinario. E di tutto questo ringraziamo Cristina. Grazie. E anche Michela per averci fatto Prego, è tutta vostra.